Scatman's World. Allora ragazzi, tutti raccomandone veneziano Gran Premio del Bahrain e siamo ancora in pole position, seconda pole consecutiva e secondo Raikkonen, poi Bottas, Rosberg e Hamilton. Mercedes un po' in difficoltà qui in Bahrain, noi devastanti, primi e secondi, non pensavo di partire così sinceramente, con livello esperto non ho mai fatto due pole consecutive, probabilmente se non ricordo. E niente, siamo pronti per sta gara, poi la prossima sarà in Cina e là non ho mai vinto, e mai fatto una pole, finirà questo gran momento. Intanto cerchiamo di approfittare, di portare a casa la vittoria anche qua. E niente, andiamo. Vai ragazzi, Gran Premio del Bahrain, seconda tappa del mondiale. Carburante elevato. E si parte. Attenzione, subito Raikkonen a lato, perfetto. E bravo Seba. E bravo Seba. Il Bibitaro rimane prima. Vai, poi il serpentone. Vai Comendone, adesso devi volare come. Sebastiano vuole la seconda vittoria consecutiva e la può ottenere. Curva presa non bene. Che bello vedere che le Mercedes sono un po' in difficoltà in questa seconda gara. E bravo, dai Vettel. Mercedes sono quarte e quinte per il momento. Erano prime e seconde nella prima gara, poi la safety car ha rimescolato tutto. Lunghissimo, bruttissima curva qua, male, Raikkonen guadagna tantissimo. Kimi è vicino, raga, Kimi è vicino. Mamma quanto ho rischiato, la lettone è ancora a posto, mamma mia. Qua no. Vabbè, è chiaro, dai, non può piovere nel deserto. Sarà lotta, no, qua non riesco ad andare via qua. Non è come a Melbourne. Però dai, non stiamo andando male, raga, non stiamo andando male. È un comendone concentrato. Ho richiesta di amicizia. Dopo ti rispondo, vecchio mio. Le Mercedes sono indietro. Questa mod mette a pari merito quasi Ferrari, Williams e Mercedes proprio per rendere tutto più entusiasmante, perché anche sulle 1015, per carità, sarà anche vero che le Mercedes vincono sempre, però in un gioco dopo un po' diventa noioso. Quindi preferisco così. Sarà un mondiale più aperto. Ok. Non riesce a un decimo recuperato in sto giro. Non tanta roba, ma va bene, insomma, dai. Bisogna vedere col DRS perché siamo a meno di un secondo, adesso siamo secondo e 5, va bene. Tanto Gigione Hamilton supera Nicolino Rosbiff. Fastest lap di Sebastian Vettel. Tanto Bottas supera Raikkonen. Oh, Lovi che c'è lotta. C'è lotta. E questo mi piace. I due finlandesi, il derby finlandese tra Williams e Ferrari. Anche le Williams molto competitive in questo 2016. Ma l'importante è vedere il Bibitaro Vettel al primo posto.
Questa è la cosa più bella per il momento. Molto bene. Dobbiamo assolutamente approfittare delle gare favorevoli. Per esempio dopo in Cina sarà durissima. Ce ne stiamo andando di brutto adesso. Madonna che giri che ci stiamo sparando, raga. Era da tanto che non ero così in forma su Formula 1, eh? Era da molto molto tempo. Giro record, fastest lap. Molto bene, questa Ferrari sta veramente girando a cannone, speriamo sia così anche nella realtà, raga, speriamo, cazzo, che sono stufo di vedere ste stronze di Mercedes al comando. Siamo noi che abbiamo inventato la Formula 1, la Ferrari è la Formula 1, il resto è solo merda allo stato puro. Per quanto, insomma, stimo moltissimi piloti che non hanno mai dato una Ferrari, tra cui Senna, che chiaramente che è semplice, ma insieme a Schumi sono i miei 2 piloti preferiti. Però la Ferrari è la Ferrari, signori, cioè quando chiedi a un bambino di colorare una macchina te la colorerà nel 90% dei casi sempre e solo rossa. Ecco, adesso abbiamo anche il telefono che mi suona, perché facciamo ste culo, poi nel rettilineo mettiamo pausa. Ok, andiamo di miscela elevata e il prossimo giro si va ai box. Dobbiamo fare un grande giro qua, eh. Ok, per il momento nessun ritiro, gara tranquillissima e va benissimo così. Cazzo, un po' di doppiaggi. Oddio, speriamo bene. Tanto avevamo Bottas secondo, Nicolino Rosbiff. Si proprio guardare là. Sì, lo so. Dai raga, dai raga. Vorrei capire quanti secondi ho di vantaggio. Per capire se posso uscire primo. 24 secondi. Forse sì. Perfetto. Bravo Puma. E Vettel, cioè signori, la Ferrari è mastodontica. Veramente una Ferrari perfetta fino a questo momento. Box, box, box. Ok. E adesso vediamo. Hamilton quarto. Veloci, raga, veloci. 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 Perfetti, perfetti. Abbiamo un vantaggio clamoroso, addirittura abbiamo guadagnato. Carburante normale, non rischiamo. Abbiamo anche guadagnato qualcosa, raga. Superb, superb. Ho allungato parecchio, al 9 giro sono andato ai box, ma è andata alla grande. E Raikkonen nel secondo, signori, possiamo fare la seconda doppietta, stiamo calmi. Era da tanto che non si vedeva una Ferrari così competitiva. Adesso vediamo con le dure, vediamo con le dure. Che non è ancora finita la gara, sono solo 2 secondi e qualcosa di vantaggio, quindi può recuperare tranquillamente Kimi. Comunque le Mercedes sono tutte attaccate, ragazzi,
Mercedes, la Williams di Bottas e la Ferrari di Kimi sono attaccate. Sono solo io che sono un po' in fuga. E questo è molto positivo, Beppe. Brutto errore qua. Devo prenderla in pieno e non l'ho presa in pieno. Faccio un po' fatica nei primi giri con le dure. Dopo vado di miscela. Da qualche giro vado di miscela elevata così per dare il tutto per tutto. Problema il DRS, problema il DRS. Ma in questo momento non ci serve un cacchius. Guadagniamo su Kimi, intanto Hamilton sempre quarto. Perché sti errori per guardare la classifica? Perché... Ah, Dio mio. Dai che stiamo volando, dai che stiamo volando. Qua abbiamo perso chiaramente, non abbiamo fatto una buona sequenza di curve. Dobbiamo approfittare di questo momento. E tanto Gigi terzo, signori, Gigi terzo recupera. Hamilton supera Bottas. Attenzione, Gigi è a caccia di Kimi Raikkonen. Non sono morte le Mercedes, non sono morte. Le Mercedes non sono morte purtroppo. Dai Kimi, tieni il secondo posto, vogliamo la seconda doppietta consecutiva. Tanto per il momento nessun ritiro, gara pulita. Very good Kuma, very good. Però rischiare anche la miscela elevata, non si sa per il momento che vado così e me ne fotto sinceramente. Raikkonen mi sta coprendo molto bene le spalle. Qua abbiamo un doppiato. Mamma mia, lo stavo beccando. Mi son cagato addosso, Beppe. Lo so, perché sono stato fuori traiettoria, lo so. Hamilton è molto vicino a Raikkonen. Buono, buono. Mamma mia, vedo Hamilton veramente attaccato adesso. Stiamo rischiando la doppietta. Vediamo un po'. Vabbè, dai, Kimi tiene per il momento. Kimi tiene. Non stiamo guidando bene adesso. Non stiamo guidando bene. Hamilton è sempre là. Il DRS comunque ancora non funziona, eh. Non è mai bello avere problemi tecnici. Pensate che se Gigi usa il DRS, so cazzi. Rosberg quarto, intanto Bottas scivola il quinto posto da secondo. Le Mercedes non sono morte. Le Mercedes ci sono. Ma Raikkonen veramente fa da tappo, però è perfetto, mi sta salvando il culo proprio. Molto bene. Deve tenere Kimi, deve tenere. Qua guadagniamo ancora su... bruttissimo qua, bruttissima. Ok, il DRS funziona, serve a poco, ma va bene. Vai che mancano 2 giri ormai tra poco. Ho paura che Gigione può superarlo, Kimi.
Vediamo un po'. Gigi si avvicina a Kimi. Noi recuperiamo ancora da Raikkonen. Ne ha di più la Mercedes, ma Raikkonen si difende molto bene. Due giri alla fine, ragazzi. 2 laps remaining, nell'inglese perfetto di un cume curioso. Dai Sebastiano. Vai Bibitarone Vettel. La Ferrari non vince 2 gare consecutive dal 15-18. Dai vecchio cuore. Dai vecchio cuore comendiano. Perfetto. Benissimo. 6 secondi, 2 secondi guadagnati in mezzo giro. Signori, che cume, che Vettel, che Ferrari. Stanno battagliando di là, mi sta dando un vantaggio clamoroso. La battagliano e io godo. Bisogna vedere in Cina però, ragazzi. Cina è una gara strasfavorevole. Deve esserci la Malesia, ma quest'anno la Malesia l'hanno messa più tardi. Final lap, ragazzi. Dobbiamo mettere il carburante massimo se riusciamo a fare il giro record. Con poco carburante la vedo dura. Dai Kimi, tieni quest'ultimo giro. Sei secondi e 5 sul Raikkonen. Ferrari fantasmagorica, 2 doppiette consecutive. Sono nell'area, pochi metri, pochi chilometri separano Vettel dal secondo successo stagionale. 2 su 2 per il campione tedesco 4 volte irridato. Attenzione, Gigi supera Raikkonen. Gigi supera Raikkonen, tanti sorpassi dietro, bagarre clamorosa. Ma ne ha approfittato Vettel che è primo. Peccato, perdiamo la doppietta. Perdiamo la doppietta però veramente, siamo a 7 secondi. Vai vecchio cuore, vai vecchio cuore. Peccato per la doppietta, all'ultimo giro Hamilton ce la fa, d'altronde insomma. Hamilton come sta guadagnando? Su Raikkonen subito. Ed eccola qua, ultima curva. Secondo successo per la Ferrari consecutivo in 2 gare. E secondo successo per Sebastian Vettel. E vai. Vettel vince il Gran Premio del Bahrain. Seconda tappa del mondiale. Grandi raga, grandi, grandi, grandi. Lasciatemi guidare, perché ne sono fiero. Rosberg sprofondato quinto comunque. La classifica vede Vettel 50, Raikkonen 33, Gigi 22, Hülkenberg 21, Massa 20, 12 Bottas e poi via via tutti gli altri. Ma Nicolino? Nicolino 10 punti, ok. Buono ragazzi, terza tappa Cina e qua prevedo vaneggi perché ragazzi sapete che la Cina è una gara che non sopporto. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci lasciamo con queste immagini meravigliose del Bitaro Vettel al secondo titolo, alla seconda vittoria consecutiva in 2 gare. Viva e forza Ferrari. Ciao!